Distinti e naturalmente al di sopra di ogni sospetto, così vengono descritti i malviventi, 2 uomini e 3 donne che hanno messo a segno 2 furti con destrezza in altrettante gioiellerie della marca. Gatto in viale Brigata Marche a Treviso e Preziosissimi in via Vittorio Veneto a Casale sul Sile. In entrambi i casi il modus operandi ricalca cliché già rodati, dall'ingresso in coppia alla richiesta di vedere preziosi fino alla fatale distrazione di commessi o proprietari che, salutati i clienti, si trovano a fare i conti con ammanchi consistenti. Nella fattispecie dalle 2 gioiellerie sono spariti 2 rotoli di preziosi del valore complessivo di circa 15.000 euro. Sui 2 episodi cercano di fare luce i carabinieri della compagnia di Treviso che hanno avviato le indagini, nel caso della gioielleria Gatto anche col supporto delle immagini di sorveglianza del negozio. Dell'incredibile quanto invece è accaduto nel centro di Mogliano, dove per la terza volta in meno di un mese i ladri hanno preso di mira la pizzeria bar ai Portici. Non c'è sicurezza, non c'è proprio sicurezza, perché è pieno di immigrati e sono allo sbaraglio. Chi si celi dietro ai 3 furti messi a segno in rapida successione al momento è mistero fitto. Dal cortile magazzino nel retro del locale sono spariti i fusti di birra e di vino, l'impianto per la mescita delle bevande e perfino le bombole di gas che servono per spillare la birra. In più di 30 anni di attività non mi era mai capitata una situazione del genere, commenta sfiduciato il titolare del bar pizzeria, che ripone tutte le sue aspettative sulle telecamere del municipio che sorvegliano proprio l'area in cui avrebbero agito i malviventi. Purtroppo è all'ordine del giorno qui, non solo a Mogliano, anche limitrofa e Campocroce, abbastanza battuta, io sono da Campocroce, è abbastanza battuta anche quella. Non hanno più paura perché sanno che sono impuniti, signora, non c'è più Stato e allora succedono queste cose. La sicurezza per voi è oramai diventato un miraggio? Un miraggio, la sicurezza si spera sempre di alzarsi alla mattina senza nessun problema.